Si va a chiudere settimane di calcio cormonese, dunque chiediamo ad Adriano Grazzini, che è un po' la mente, l'organizzatore di questi eventi. Comunque vada, seppur crisi, grande successo. Sì, grande successo di pubblico e di spettacolo direi anche, perché veramente è stato un bel spettacolo in tutte e 5 settimane. Qual è la ricetta vincente di questi tornei? Non saprei dirlo. La serietà, probabilmente siamo anche abbastanza seri noi per riuscire così, perché dopo 32 anni riuscire a essere ancora un grande torneo vuol dire che siamo tutti qui dentro abbastanza seri. Se devi dare un giudizio, che voto ti dai? Ma con il momento di crisi che c'è, 10 più, forse sono immodesto, ma io la penso così. Mi dicono già che siete all'opera per quanto riguarda l'edizione 2013. Abbiamo già stabilito le date questo pomeriggio con il parroco qui, e abbiamo già stabilito le date e tutto, perciò siamo già avanti un po' con i lavori. Ecco. Possiamo dire che la maggior parte del ricavato va in beneficenza. Non la maggior parte, tutto il ricavato va in beneficenza. In Argentina con i nostri León Blanco dell'Argentina abbiamo 400 ragazzi che sosteniamo a Santa Fe, e più in Romania dove abbiamo delle asili, delle cucine, dei refettori per bambini poveri che non possono avere e hanno quelli.